Sono nuovi 578 i casi evidenziati in Sicilia, tra cui 10 decessi, 121 guariti nelle ultime 24 ore da Covid. Scatta intanto la zona rossa per 2 comuni siciliani, si tratta di Sambuca Sicilia, in provincia di Agrigento, e Mezzoiuso nel Palermitano, dove sono adottate le misure più stringenti per contrastare la diffusione del Covid. La decisione è stata assunta dal presidente della regione Musumeci in seguito al rapporto delle 2 ASP territorialmente competenti che ne hanno confermato la presenza di cluster locali, in particolare nelle 2 cittadine siciliane. Fino al prossimo 24 ottobre per Mezzoiuso e fino al 7 novembre per Sambuca di Sicilia sarà vietata la circolazione a piedi con qualsiasi mezzo pubblico, privato, all'interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute, ma anche per l'acquisto e il consumo di generi alimentari, l'acquisto di beni di prima necessità per una sola volta al giorno. A Sambuca di Sicilia e Mezzoiuso la principale modalità di lavoro è lo smart working, con la promozione da parte dei datori di lavoro privati e pubblici della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti. Stop delle lezioni anche nelle scuole di ogni ordine e grado, così come nei servizi dell'infanzia, chiusi musei, biblioteche, luoghi di cultura, vietati banchetti e feste private di qualunque tipo. Le manifestazioni culturali, ludiche e religiose, i grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, discoteche, tutti sospesi, come anche le cerimonie civili e religiose, a eccezione dei funerali, cui potranno partecipare a un massimo di 15 persone. Negli esercizi commerciali delle 2 città sarà consentito l'accesso a una sola persona per volta, sempre con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali. Sono comunque consentiti l'asporto e la vendita al domicilio, sempre all'interno del territorio comunale. Nei 2 comuni è consentito il transito dei rispettivi territori per l'ingresso e l'uscita solo di prodotti alimentari, sanitari, beni di servizi essenziali. Intanto sono in corso interlocuzioni con le altre amministrazioni locali della Sicilia per valutare eventuali misure contenitive dedicate sulla base dell'andamento epidemiologico giornaliero. Intanto mi hanno notificato questa sera altri 3 casi positivi nel nostro territorio. Anche queste famiglie sono state avvisate, sono state attivate tutte le procedure di messa in sicurezza, la quarantena e l'isolamento sociale. Inoltre, come tutti benissimo sapete, l'ASP, in collaborazione con la Regione, ha istituito le zone rosse nella Regione Sicilia, ulteriore 2 zone rosse. Una delle 2 è Sambuca di Sicilia. Io non ho ancora ricevuto nel dettaglio l'ordinanza del Presidente della Regione, la stampa ne parla apertamente, ma ancora io non ho i dettagli del contenuto dell'ordinanza. La cosa che sappiamo è che dobbiamo comunque rispettare queste restrizioni fino al 7 di novembre. Non penso che ci siano particolari situazioni diverse al periodo in cui abbiamo affrontato il lockdown, quindi sarà un periodo simile a quando abbiamo fatto la chiusura generale nel periodo dei mesi di marzo, aprile e maggio. Naturalmente appena ricevo l'ordinanza la pubblicherò sul sito e ognuno può leggersi i dettagli e chiarire eventuali situazioni. Dovrebbe essere attiva dalle ore 14 di domani 17 ottobre e vediamo poi proprio l'ordinanza cosa contiene e quello che c'è da fare. Naturalmente vi invito alla massima collaborazione e cercheremo di affrontare questo periodo così difficile così con la forza che ci contraddistingue e sicuramente anche questo altro momento di grande difficoltà lo supereremo come abbiamo superato tutti.